Professor Zanato, allora siamo a Villa d'Asolo e alle sue spalle un'interessante crocevia, ce lo può spiegare? Allora, questo è un crocevia nel quale sostanzialmente nasce questa località. Noi siamo in località Villa d'Asolo, che è un insieme di altre piccole località, tra le quali ad esempio Predazzi o Pradazzi, da cui nasce praticamente tutto questo territorio. I predium, le servitù prediali, significano fondi, cioè terreni. Terreni piatti, qui siamo nella situazione romana, mentre alle spalle abbiamo... Mi scusi, sono giusto per Caggioponi? Sì, sì, avanti. Grazie. Dicevamo, alle mie spalle invece le colline asolane. Una particolarità delle colline asolane è il fatto... Per Cammino dei Cavalli? No, allora da quella parte per andare all'Auro. Lauro, Grazie professore, grazie. E dicevamo, poi c'è praticamente dietro la rocca di Asolo, che viene chiamata la Regina, perché se guardate bene la rocca è la corona, mentre la collina sembra che abbia quasi una serie di capelli, quindi la testa di una donna. La donna in questo caso era Caterina Cornaro. Normalmente adesso vediamo scura perché i suoi capelli erano corvini, quindi Asolo, regina della Marca.